La sfida Luca Zaia parte da Padova. Il congresso regionale del partito, il primo guidato dal segretario Roger Domenech, deputato bellunese 41enne, rompe con il passato, annuncia che la segreteria del partito includerà di diritto i 7 segretari provinciali, ai quali si affiancheranno poi un'altra decina di persone che saranno individuate nei prossimi giorni, e mette tra le priorità le elezioni regionali del 2015 con l'obiettivo di strappare la poltrona di governatore al centrodestra dopo 20 anni. Siamo già in pista, determinati e convinti che questo Veneto meriti un'alternativa e determinati e convinti che il Partito Democratico possa costruire questa alternativa partendo dai territori, partendo dalle tante cose positive che questo Veneto può dare e partendo soprattutto con questo grande attaccamento alla base del nostro partito. Per la scelta del candidato il segretario lancia il meccanismo delle primarie, prima un programma condiviso con la base, quindi la consultazione che si terrà probabilmente nell'autunno di quest'anno. Nomi ancora Domenech non ne vuole fare. Il metodo è il vero nome, nel senso che se decidiamo di fare un programma condiviso con i cittadini, di creare le alleanze civiche nel Veneto, dopo con i partiti, di scegliere il nostro candidato con le primarie, abbiamo già tracciato una linea straordinaria. Alle candidature invece non si sottraggono alcuni consiglieri regionali. I 2 più gettonati sono amministratori che in passato sono stati fianco a fianco sui banchi dell'opposizione in Consiglio regionale. Abbiamo ottimi amministratori, uno era Flavio Zanonato, un altro è Achille Variati. Credo che gli amministratori possano dare quel quid in più, però ci rivolgiamo apertamente anche al mondo della cosiddetta società civile. Credo che anche da lì possano venire proposte idee forti che saremo in grado, unitamente, unendole queste forze, di poter governare questa regione. Prima delle regionali però ci sono le elezioni europee. Laura Puppato, ora convinta sostenitrice del governo Renzi, chiede di sfruttare il momento favorevole per dare visibilità e peso al Veneto. Prima ci sono le europee, no? Abbiamo detto, andiamo con calma, altrimenti siamo tutti come Matteo Renzi e acceleriamo troppo. No dai, andiamo con calma, adesso ci sono le europee, poi sono 2 sindaci, hanno lavorato bene nelle loro città, perché no, insomma, direi di sì. Quanto alle regionali, c'è chi come Federico Vantini, amico personale del Premier in tempi non sospetti, è convinto che la visita di Matteo Renzi in Veneto come primo atto del suo mandato non sia casuale. Per questo il governo potrebbe essere l'arma in più da usare per battere il centrodestra nella corsa a Palazzo Balbi. Da lunedì mattina bisogna metterci giù a pancia a terra e cominciare a lavorare per un Veneto 2015 che, visto anche le prerogative che ci sono oggi a livello nazionale, abbiamo l'opportunità, la possibilità e la disponibilità di portare a casa.